L'abbraccio tra madre e figlio alla notizia dell'arresto della 54enne che con due complici avrebbe agito quella terribile notte. Un abbraccio che scioglie almeno in parte la tensione di questi mesi, la paura vissuta nelle 2 ore in cui Laura Mercante e il figlio Francesco sono rimasti nelle mani dei rapinatori. Siamo a Marsan di Marosica, alle mie spalle il negozio di alimentari e panificio Teatro, lo scorso 20 settembre di una brutale e violentissima rapina. Laura Mercante, dopo l'aggressione, era stata ricoverata all'ospedale in condizioni serie. Ora, per la prima volta, accetta di raccontare quello che hanno vissuto, la violenza, le percosse subite, quell'incubo che sembrava senza fine. Era a letto, mi si presenta uno con una spicetta qua, prende su gli occhi fuori. E vogliamo soldi? E pum. Ma soldi, come posso darti se te mi sei a battere? No, non posso darti soldi se te me vuoi copare. I malviventi erano riusciti ad impossessarsi di 60.000 euro in contanti, i risparmi, frutto di tanto lavoro, spariti, a rimanere invece le ferite del corpo e dell'anima, il terrore che ti resta dentro, impossibile per l'anziana donna pensare al perdono. Quella sera avevo una testa così e dai botti che avevo, mi era tutto sulla testa, io rimega tutto, basta. Sentivo di mancare, però mi lascia levarmi il fiore. No, che non dico mia che perdono, mi dico solo non vederli, che non arrivino qua ancora, ma no, perdono, la voglia. L'arresto della 54enne è scattato alle prime luci dell'alba. A tradirla la targa dell'auto ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona. I carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza. Ora è ai domiciliari con braccialetto elettronico, ma le indagini non sono chiuse, proseguono per arrivare ad identificare gli altri componenti della banda. Una domanda solo: perché tanta cattiveria?